Nella 14ª puntata della rubrica settimanale A tu per tu col consulente, il ragioniere veneziano risponderà ai numerosi quesiti posti dai nostri telespettatori. Saranno molti gli argomenti trattati. Ragioniere veneziano, di che parleremo nella prossima puntata? Devo dire che c'è l'imbarazzo di che cosa fare, perché abbiamo almeno un paio di centinaia di quesiti su problemi di attualità. Sceglieremo quali. Ce n'è qualcuno che riguarda in modo particolare la trasmissione, per quanto riguarda la morte del titolare, delle sanzioni che scaturiscono per il mancato pagamento di contributi o di altro tipo di genere. Molto spesso qualcuno pensa che bisogna pagare anche queste, con la morte si estingue, diciamo, la sanzione, quindi ne parleremo e documenteremo. Parleremo anche per quanto riguarda la questione, ancora si ribatte, per la questione di acquisti con IVA agevolata. Da non nasce confusione, perché nasce una grande confusione. L'IVA è agevolato solo se in quanto scaturisce da un appalto. Se giustamente io mi costruisco la prima casa e costruisco l'appalto della prima casa, in questo caso va al 4%, prima casa, casa di abitazione. Ma se si tratta di ristrutturazione, se si tratta di sostituire qualcosa, ci si sta attento. Perché l'IVA può essere al 10% e comunque c'è differenza, l'IVA è agevolata sino alla parità della manodopera consumata. L'esempio tipico, immaginiamo che si va a spendere 10.000 euro per acquistare, non lo so, l'ascensore, facciamo l'ipotesi, e non è che io ho l'ascensore al 10% perché è ristrutturazione, perché sono beni qualificati, sono beni, diciamo, particolari, attenzionati. Io ho l'IVA agevolata solo a parità di manodopera. Se io impiego 20.000 euro di manodopera, 10.000 euro, cioè 20.000 va bene, rientra perché è superiore a manodopera e 20.000 superiore. Ma se ho 5.000 euro di manodopera, l'ascensore è 10.000 euro, io ho agevolazione solo per 5.000 euro. Attenzione, c'è una grande confusione, basta la dichiarazione, anche perché la dichiarazione diventa un patto di grande responsabilità, penale e anche sanzionatoria, quindi dobbiamo stare attenti. E noi, la TV sta facendo questo, sta facendo, con molto garbo dare questo servizio di informazione. Parleremo anche di tutti i documenti necessari per il 730, si sta avvicinando la campagna del 730, vogliamo preparare l'agenda, organizzarsi, perché come sempre andremo a fare il 730 per quanto possibile, assieme, per dare la possibilità alla gente di potersela fare, ove è possibile. L'appuntamento quindi con la nostra trasmissione A tu per tu con il consulente è per domani, domenica alle ore 16 circa, ed in replica il lunedì alle ore 19.05, il martedì, giovedì e sabato alle ore 12.45 e il venerdì alle ore 23.10.